Super lavoro per i vigili del fuoco in tutta la regione a causa del maltempo. Dalle 18 di lunedì sono stati effettuati 90 interventi a causa delle forti piogge, della grandine e delle raffiche di vento. A Verona sono stati registrati i danni peggiori con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. 14 interventi nel Padovano, 13 interventi nel Trevigiano, 8 nel Vicentino, 17 nel Veneziano, soprattutto nel Veneto orientale, a San Michele al Tagliamento, a Bibione, Caorle e Porto Gruaro. Per supportare il dispositivo di soccorso veronese nella notte sono state inviate in rinforzo una piattaforma aerea tridimensionale dal comando di Rovigo e un'autopompa dal comando di Vicenza e sono state operative fino alle 2 del mattino di oggi, martedì 12 maggio. Nella Marca trevigiana il maggior numero di interventi, che hanno impegnato circa una ventina di uomini, hanno riguardato le piante abbattute nei comuni di Treviso, Ponzano Veneto, Villorba, Volpago del Montello, Trevignano e Conegliano. Squadre al lavoro anche a Gorgo del Monticano per svuotamento di scantinati allagati. Il vento ha cominciato a soffiare già dal primo pomeriggio di lunedì, al punto che lungo la Transpolesana, all'altezza di Fratta Polesine in provincia di Rovigo, un albero è improvvisamente caduto su una vettura in transito. Il conducente è rimasto ferito. Le notevoli dimensioni della pianta hanno richiesto la chiusura completa della Transpolesana in entrambi i sensi di marcia, causando disagi al traffico per circa 2 ore e mezza, il tempo necessario per sgomberare le carreggiate.